Nella conversazione di oggi, inserita nel progetto dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione Raccontiamo la Resistenza, mi propongo di analizzare in forma piuttosto sintetica il ruolo svolto dagli azionisti nella resistenza friulana. Fu un ruolo di grande interesse per i ruoli ricoperti in ambito locale e nazionale dagli esponenti del Partito d'Azione ed importante anche per l'elaborazione di una serie di proposte di trasformazione profonda della società italiana. Voglio ricordare il titolo di un volume di Gianni Cisotto, dedicato al Partito d'Azione Veneto, Solo uomini di buona volontà. Gli azionisti si caratterizzano infatti non tanto per essere dei fedeli interpreti di una linea politica, ma piuttosto per essere uomini determinati a conseguire gli obiettivi politici in cui credevano, manifestando sempre una decisa volontà di farlo nel rispetto della autonomia individuale. Voglio anche ricordare, in termini generali, volendo fare una premessa di carattere generale, che il modello cospirativo azionista si diversificava rispetto a quello delle altre formazioni politiche. Si diversificava anche dal modello cospirativo dei comunisti italiani. Il modello cospirativo azionista è basato sull'adesione e sull'intimo convincimento della necessità di tradurre in realtà determinate istanze di libertà e di trasformazione dell'assetto societario. Per i comunisti vi era invece la consapevolezza di far parte di un grandioso movimento di riscatto sociale originatosi nella patria del socialismo. La rivoluzione in cui credevano gli azionisti era una rivoluzione della e nella libertà. Per gli azionisti andava smantellato lo Stato autoritario e andava promossa la democrazia dal basso. Venendo al Friuli, la figura più rappresentativa del Partito d'Azione è certamente quella dell'imprenditore carnico Fermo Solari, che rivestì, tra la fine del 44 e la liberazione, il ruolo di vicecomandante del corpo dei volontari della libertà, sostituendo Ferruccio Parri. Dobbiamo necessariamente menzionare anche Alberto Cosattini, che divenne segretario di Ferruccio Parri, il giurista liberal socialista Luigi Cosattini, che fu deportato a Buchenwald e poi nel sottocampo di Aschersleben, e quando si avvicinarono gli alleati e iniziò la terribile marcia di evacuazione dal campo di Aschersleben, ecco, si persero le sue tracce. Da quel momento non si seppe più nulla di lui. Possiamo anche ricordare Carlo Comessatti, che è il comandante della prima formazione azionista, battaglione Fratelli Rosselli, e Nino Del Bianco, esponente del Comitato di Liberazione Nazionale e del governo della Repubblica Partigiana della Carnia. Quali furono i programmi che gli azionisti intendevano realizzare? Che Italia immaginavano? Perché Italia si battevano? Non è facile rispondere, perché il Partito d'Azione era un partito dalle molte anime, anche se la matrice principale in Friuli fu quella GLista liberal-socialista. Essa puntava sulla valorizzazione
dei Comitati di Liberazione Nazionale considerati come organo di governo per il rinnovamento dello Stato e si batteva per la distruzione delle impalcature burocratiche del vecchio Stato autoritario. Dal punto di vista più strettamente militare, gli azionisti tra il 12 e il 13 settembre del 1943 dettero vita subit, una frazione di Attimis, alla prima formazione azionista che, come si è detto, aveva questo nome: Battaglione Fratelli Rosselli. Il comandante della formazione era Carlo Comessatti, ne facevano parte una trentina di partigiani, per la maggior parte ex ufficiali di complemento. Fermo Solari, che aveva iniziato la sua attività cospirativa alla fine del 1941 e aveva compiuto una serie di tentativi per promuovere una rivolta militare, incontrando anche il generale Cadorna, affinché intervenisse presso la Real Casa per liberare l'Italia dal fascismo, raggiunse Comessatti a Subic e divenne commissario di questa formazione. I colpi inferti al nemico furono appunto di un certo significato, ad esempio quello compiuto nella galleria Pontebana tra il 29 novembre e il 1 dicembre del 1943. Ecco, venne distrutto un treno carico di materiale bellico. Si realizzò anche un coordinamento tra gli azionisti e i comunisti della formazione Garibaldi Friuli, comandata da Giacinto Calligaris. Commissario di questa formazione della Garibaldi Friuli era Mario Lizzero. Solari però, dopo soli 2 mesi, venne chiamato a far parte dell'esecutivo veneto del Partito d'Azione e poi entrò a far parte dell'esecutivo militare regionale veneto in sostituzione di Silvio Trentin e di Egidio Meneghetti. Nel marzo del 1944 si trasferì a Milano ed entrò nei meccanismi decisionali più delicati della guerra di liberazione, sostituendo Ferruccio Parri, appunto, dalla fine del 1944 fino alla liberazione, durante la sua assenza, quando si recò in missione al sud presso gli alleati e poi durante la sua detenzione. In relazione al trasferimento di Solari, prima a Venezia e poi a Milano, ma non solo al trasferimento di Solari, anche al trasferimento di Alberto Cosattini, di Giuriolo, gli azionisti ritennero che fosse più opportuno sciogliere la prima formazione, Fratelli Rosselli, e dare vita ed entrare in una formazione con cattolici, militari di carriera, apolitici, democristiani, eccetera, quindi dando vita alla formazione Osoppo. Quindi si sciolse la formazione azionista e nacque la Osoppo, che aveva come finalità quella di unificare tutti i gruppi di resistenza che si erano costituiti spontaneamente in Friuli in collegamento con il Comitato di Liberazione Nazionale. Pur essendoci questa pluralità di provenienze, certamente l'influenza esercitata dagli esponenti del DC crebbe nel corso dei mesi. Il Partito d'Azione nella Osoppo e più in generale nella resistenza friulana svolse un ruolo importante, mantenendo un'apertura a sinistra nei limiti del possibile e mediando i più accesi contrasti fra il PC e gli altri partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. Gli azionisti infatti erano consapevoli del fatto
che non tutto il movimento partigiano avrebbe potuto riconoscersi per motivi ideologici nelle formazioni garibaldine guidate dai comunisti, riconoscevano al tempo stesso che gli azionisti non avrebbero potuto costituire da soli un polo di attrazione simile a quello rappresentato dai comunisti e dai cattolici. Era pertanto preferibile cercare di orientare una formazione in cui fossero presenti diverse componenti. Voglio anche fare riferimento, sia pure in modo molto rapido, ad una tematica, quella della costituzione di un comando unificato Garibaldi-Osoppo. Ecco, gli azionisti credevano nella possibilità e nella utilità di dare al movimento partigiano questo comando unificato, proprio per rafforzare una prospettiva di unità nazionale, ma non nazionalista. Questo sforzo di dare vita ad un comando unificato si venne a precisare meglio durante la crisi di Pielungo. Ecco, nel periodo che va dal luglio al settembre del 1944, dopo il rastrellamento di Pielungo, in cui i nazisti riuscirono a cogliere di sorpresa, ecco, i partigiani che appunto erano a Pielungo, appunto uno dei più importanti centri di comando della Osoppo. Si venne a costituire quindi questo comando il 16 agosto, ma successivamente appunto la base osovana lo rifiutò. Pertanto, ecco, a questo importante obiettivo non si giunse. Dopo la liberazione, gli azionisti credettero nella valorizzazione dei comitati di liberazione nazionale come strumento di sviluppo della democrazia. Per essi, appunto, per gli azionisti, i comitati di liberazione nazionale avrebbero dovuto restare anche dopo la liberazione del paese, per allontanare dal potere la classe dirigente politica, militare, economica compromessa con il fascismo, ma anche per ridefinire i caratteri dello Stato e della società. Credettero nella possibilità di attuare una rivoluzione democratica, quindi una rivoluzione non armata per la realizzazione di un programma sociale avanzato senza schiacciare le classi sociali diverse dai lavoratori salariati e salvaguardando le libertà politiche e il pluripartitismo. Tuttavia, nel PDA convivevano tendenze diverse. Una tendenza più moderata, che auspicava un vincolo di solidarietà tra proletariato e ceti medi, e una tendenza più radicale che puntava all'attuazione di un socialismo democratico. Queste componenti diverse, interne al PDA, furono incapaci di produrre una sintesi. Sul piano elettorale, poi, nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, il PDA raccolse solo il 2,75% nella provincia di Udine e a livello nazionale l'1,8%, eleggendo meno di 10 deputati. Possiamo dire che il programma elettorale degli azionisti non venne compreso dagli elettori e soprattutto non venne compresa l'intransigenza azionista che si basava sulla frattura totale con il vecchio Stato burocratico, militare, poliziesco della monarchia fascista. Voglio terminare questo intervento con un ricordo personale. Ho conosciuto nella seconda metà degli anni 70 Fermo Solari.
nel momento in cui ero impegnato, su sua sollecitazione peraltro, nella stesura di un articolo sul contributo che il Partito d'Azione dette alla lotta di liberazione in Friuli, articolo che poi uscì sulla rivista Storia contemporanea in Friuli nel 1977. Il ricordo che ho di Solari è il ricordo di un settantenne che si relazionava in modo molto cordiale, ma al tempo stesso con autorevolezza, con i giovani di quegli anni sui temi dell'antifascismo e del significato della lotta di liberazione in Italia e in Friuli nell'ottica GLista e azionista. Questa volontà di confronto è del resto manifestata dal sottotitolo del libro, Confronto tra generazioni. Quale fu il giudizio di Solari sulla Resistenza? Lo comprendiamo facendo riferimento al titolo del volume, L'armonia discutibile della Resistenza. Da un lato, questo è il giudizio di Solari, vi fu armonia negli obiettivi immediati della lotta. Fu tuttavia un'intesa discorde, perché vi erano delle profonde diversità nelle forze che dettero vita alla Resistenza, nella delineazione degli obiettivi da perseguire per far rinascere l'Italia dopo la liberazione. Solari si sentiva vicino agli ideali di una democrazia innovativa, sostenuti dalla parte più avanzata della Resistenza. Il fascismo andava battuto, ma non per tornare alla struttura dello Stato liberale prefascista. Bisognava creare un nuovo Stato democratico aperto alla collaborazione delle grandi masse.